Care Aquile, bentornate. Si avvicina il 26 maggio, data di elezioni europee e data anche di elezioni amministrative per il rinnovo di molte amministrazioni nel Friuli Venezia Giulia, tra le quali anche Ragogna dove ci troviamo oggi, sponda a sinistra del tagliamento, Friuli Collinare, e siamo qui con Nuto Girotto, candidato sindaco per il comune di Ragogna. Ciao Nuto. Ciao a tutti. Al quale volevo chiedere subito un bilancio degli ultimi 5 anni di amministrazione comunale. Ma innanzitutto c'è da dire che gli ultimi 5 anni fanno il conto con altri 10 anni precedenti di amministrazione da parte del gruppo Insieme per Ragogna, nel senso che hanno delineato una sorta di immobilismo programmatico, perché negli anni hanno continuato a fare delle promesse, dei copia e incolla a ogni tornata elettorale dei programmi, senza tuttavia riuscire a realizzare quelli che erano i punti che avevano messo in conto di realizzare. Ossia, bisogna ritornare ad avere il coraggio di costruire un programma basato sulle richieste, le promesse in generale che i cittadini pretendono di avere, e non più basare dei programmi su semplici liste dei desideri che poi vengono messe nascoste nel cassetto. Girotto, quali sono dunque le priorità per il comune di Ragogna? Qualora lei venisse eletto, glielo auguriamo, quali sono i primi punti che lei seguirebbe per rivitalizzare questo comune? Allora, sicuramente al centro del programma di Ragogna Alternativa c'è il cittadino che chiede dei servizi, cittadino ma anche magari lavoratore che si ritrova con serie difficoltà a rapportarsi con gli uffici comunali. Infatti uno degli obiettivi è quello di prolungare l'apertura al pubblico degli uffici comunali, magari al sabato mattina, proprio per permettere ai lavoratori di riuscire a recarsi negli uffici, ma anche aiutare quelli che sono i cittadini e soprattutto le associazioni che arrancano nel mare burocratico della pubblica amministrazione, cercare di aiutarli proprio con un ufficio adatto preposto, in modo tale da essere accompagnati in quelle che sono tutte le pratiche burocratiche da sbrigare, sopperire alle problematiche burocratiche e facilitare anche quelle che sono appunto le pratiche da sbrigare, in modo tale da permettere a tutti di sentirsi parte comunque integrante del comune e far vedere che il comune c'è e che può aiutare tutti gli operatori e tutti i cittadini del nostro territorio. Bene Girotto, le pongo una domanda non tanto da giornalista, quale non sono assolutamente, ma da segretario di Aquile dal Friuli, che è un movimento che ormai da anni lotta e combatte per riportare il Friuli al centro dell'attenzione, posto che non occupa più ormai da moltissimi anni. Qual è il suo piano strategico per rivitalizzare le peculiarità, le particolarità, l'ambiente, il paesaggio di Ragogna, anche in ottica turistica e soprattutto in ottica anche di politica giovanile, ovvero consentire ai giovani di poter rimanere a Ragogna con un loro lavoro, evitare quindi lo spopolamento, fenomeno questo che sta colpendo non solo la montagna ma anche il Friuli Collinare. Ma sicuramente c'è da dire innanzitutto che per tenere le persone, soprattutto i giovani, le famiglie giovani principalmente, bisogna dare spazio a quella che sicuramente è una promozione turistica di un certo tipo, nel senso che ci sono sul territorio associazioni, cito per esempio la Proloco di Ragogna, che fanno un grandissimo lavoro di promozione sia sociale che turistica, che però vanno aiutate sicuramente tramite una campagna pubblicitaria degna di nota. Quindi qui si parla proprio di creare una sorta di quasi class action, mettiamola così, assieme agli altri comuni del territorio, in modo tale da poter accedere a fondi europei o anche regionali, in modo tale da creare una campagna pubblicitaria seria e, perché no, fare anche degli spot televisivi sia su televisioni pubbliche che televisioni private anche a livello nazionale, per poter promuovere quello che è il nostro territorio e quelle che sono le nostre bellezze, come il lago,
il monte di Ragogna, insomma tutte quelle cose che rendono il nostro territorio sicuramente fruibile da un sacco di persone, e quindi da qui riusciamo anche magari a ripartire e a far nascere la voglia alle famiglie, alle giovani famiglie, di restare sul territorio, perché sicuramente un turismo di un certo tipo, un turismo ampio, può anche creare dei posti di lavoro. E nella lista alternativa di Ragogna, a supporto del candidato sindaco Nuto Girotto, c'è anche Christian Fior, che è qui con me, referente per le Friuli Collinare di Aquile dal Friul. Volevo chiederti subito, perché i ragognesi dovrebbero darvi la preferenza per queste prossime elezioni comunali del 26 maggio? Perché i ragognesi dovrebbero votarci? Per tanti motivi. Intanto perché è una formazione molto giovane. Giovane non vuol dire non sapere le cose. Anche per esempio per i ragazzi giovani dai 12 ai 18 anni che adesso finiscono scuola, non hanno un punto di riferimento dove trovarsi, un'aggregazione, fare qualcosa di nuovo. Oppure, come si parlava prima, il Castello di Ragogna, usufruirlo anche per fare mostre fotografiche, pitture, sculture, perché no, anche lettura, poesia. È giusto, il comune che ha fatto prima, il sindaco, hanno lavorato bene, diciamo, non si può togliere niente, però bisogna anche migliorare, avere il coraggio di avere un'alternativa, e questo è Ragogna Alternativa, un gruppo di giovani che vogliono fare crescere Ragogna per un domani, un futuro migliore. Dora Bortoluzzi, lista alternativa, Ragogna. Dora, girando per il paese questa mattina e parlando anche con i ragognesi, è emerso un grosso problema, anzi due grossi problemi per il comune di Ragogna, che naturalmente con la nuova amministrazione si spera di risolvere. Più che altro la sicurezza e le tasse. Cosa prevede il vostro programma in merito a questi due argomenti particolari? È stato notato che all'interno del nostro comune ci sono diversi punti ciechi dal punto di vista della videosorveglianza. Ad esempio il lago, che molto spesso si legge anche sui gruppi Facebook che sono avvenuti dei furti all'interno del parcheggio perché non c'è videosorveglianza. Quindi vorremmo aumentare appunto la videosorveglianza sia per quanto riguarda il lago, che è un punto critico, sia nei punti ciechi che ci sono magari sulle vie principali del nostro comune. Per quanto riguarda i soldi raccolti attraverso la tassa sui servizi indivisibili, vorremmo spenderli in modo più proficuo per la sistemazione appunto delle strade, che al momento non è delle migliori, e anche per quanto riguarda l'illuminazione stradale. E dunque Nuto, grazie per il tempo che ci hai dedicato, e un calorosissimo in bocca al lupo da parte mia, da parte di Aquile dal Friul, anche ai ragazzi di Alternativa per le elezioni del 26 maggio. Grazie mille, grazie a tutti. Bene Aquile, con l'intervento del candidato sindaco Nuto Girotto ed alcuni dei componenti della lista alternativa per Ragogna, concludiamo qui da Ragogna. Prima di lasciarvi ricordo che il 26 maggio ci sono anche le elezioni europee. Aquile dal Friul è un movimento politico territoriale soprattutto, e quindi noi supportiamo chi difende i valori territoriali al Parlamento europeo. SVP, Südtirol Volkspartei. Cari Aquile, ho il piacere di avere qui con me accanto Paolo Bortolussi. Ciao Paolo. Mamma. Ciao. Il protagonista di una delle nostre rubriche, la Chiacchierade, a cui volevo chiedere, Paolo, il bilancio un po' di questa tua rubrica all'interno di Aquile Libere, come ti è sembrata la presenza degli ospiti, le discussioni fino ad ora e da qui in futuro. Ma a me mi piace questo lavoro, almeno questo divertimento per me. Dunque, mi sembra di tornare un po' più giovane di quando io facevo su Radio Scarpantibus, che intervistavi la gente. Mi piace queste robe curiose, intradrenti tali persone, crea anche un po' di polemiche, ma polemiche sane. E che vedi una certa verità queste polemiche.
non si può, come che si sta ascoltando, come in certi bandi che mettono su polemiche e non si sa che gli hanno dato queste notizie su internet, dopo dicono che sono notizie false, dopo però creato tutte queste polemiche. Mi piace così, conosci la in genuine e farle conoscere i furlans, perché vi intanto di quei personaggi un po' sin dei partas, ma conoscerei senza tanti altri spundenanti che sono veramente fantastici. Perché io spero di diventare brissancoli alle che si rot che alla sempre pensato come un frutto. E fa delle robe stupende, perché i giochi che potessero dei parco giochi Grange, Gardaland, Milano Marittima, sono anche fasi di lui. Questa idea di è veramente favolosa. E io ti ringrazio anche a nome e per conto dello staff di Aquile Libere per averci portato tanti personaggi qui, tanti ce ne porterai, tanti personaggi che hanno parlato di cultura identitaria friulana, della lingua friulana, tutti aspetti che ci permettono di tenere vivo, di continuare a tenere vivo il Friuli. Perché anche la lingua è importante. Esatto. Nelle scuole friulane si parla e si scrive il friulano? Allora, lei è succeduto che negli ultimi anni, so chi non sai, un decreto dalla regione che una alla 10 iscritta come insegnante per poter insegnare il furlan dalle scuole. Se succede che non dei insegnanti, andè qualche dunque al Sama se l'insegna altre materie, non arriva a insegnare il furlan. Allora chiamavano dagli esternos. E alle succedute in quel momento lì che io mi avevo inclamato per insegnare a cercare in furlan a Cormons e era questa direttrice che era di Mofalcon che voleva duci cose che insegnasse a questi frus insegnare a cercare il furlan per miec dal teatro. Non ha potuto farlo perché aveva declamato questi altri personaggi si iscrisse come insegnanti e che avevano lì e portavano il sfoglio bianco con disegnato un meluccio dal miec e scritto meluccio e sotto era scritto mela. I frus avevano di colorarlo da un'ora e dunque per me che roba qui è stata fatta apposta perché i frus non stavano poi in furlan. No? Permetti che ti scrivi, ma io dis invece, se tu non sai chiacchierare, non ti puoi neanche incuriositi per sapere se maniere che si scrive. E allora sarebbe un lavoro importante, perché se fa teatro qui frus, serve tanto a loro, è un lavoro che si fa su di loro, perché perdono le loro paure, sono dei frus che sanno le lezioni, sanno vengono interrogati, non tirano fuori una parola perché hanno paura. E dunque sarebbe importante sia il teatro alla scuola, che si stassi prima in Friuli, a fare, che come tutta Italia lo fa, che stupaglio studentesco, no? Che sta la professoressa Felice, che è morta, poverina, e che ha lavorato su questo, sul teatro, era una furlanista. E se tali scuole se lo fanno in italiano, non importa, però sarebbe un lavoro importante e facendo in lingua furlana in modo che tabaino il furlan, perché i genitori che hanno lavoro e due se non fanno sta insieme e i nonnos che hanno la metà di tabaino in italiano perché hanno paura che il frutto non arrivi a capirlo bene, no? Invece fa dei corsi di lettura per frus dai 0 ai 6 anni e dopo pediatra hanno sentito di dire agli mamis di insistere che tabain la lingua di casa, che sia il furlan, che sia il veneto, che sia il bosniaco, che sia qualsiasi lingua, ma il frutto ha bisogno, così di grande arriva a imparare poi le lingue, al capire maniere che si volte proprio dal momento
lettura, scrittura, teatro, tante piccole tessere che messe insieme, insomma, creano quella formazione friulana che poi è utile anche ai più giovani, anche ai più adulti e anche agli anziani a questo punto. Esatto, perché attorno in un momentino c'è loro in lavoro con loro qui riquars. Esatto. Paolo, io ti ringrazio, stai con noi, continua a stare con noi, ti scongiuriamo perché la tua rubrica se la saluta, ha un grandissimo successo, devo dire. Mi dà queste possibilità, io so sicuramente. Perfetto, e alla prossima puntata. Vabbè. Mandi. Allora Furlan, se ve l'hai Furlan,